che se oggi vogliamo che sia una riunione che in qualche modo per l'oggi e per il domani ci aiuti a decidere qualcosa, a fare qualcosa, è già importante quello che stiamo facendo, però l'urgenza è tale che noi abbiamo bisogno di sapere se noi tutti insieme che siamo qui, da queste 3 ore e mezza che stiamo insieme, ne esce un qualcosa che continua, no? Quindi è vero che noi siamo in una situazione così difficile che il carico di responsabilità che abbiamo addosso è veramente notevole. Però dobbiamo individuare una linea di comportamento. Gabino, tu sei l'ultimo di questo giro e anticipi l'intervento dei nostri 3 amici catalani. Non è una cosa semplice quello che tu devi fare. Tu sei stato in Catalogna e hai visto e hai notato una determinazione che evidentemente noi non abbiamo ancora. Tu hai visto e da quell'esperienza hai deciso di invitare i nostri 3 amici dalla Catalogna. Contemporaneamente tu sai qual è la situazione oggi in Sardegna. Noi oggi ci possiamo lasciare dopo un bell'incontro in cui ci siamo detti delle cose, ma che può non succedere niente. Quindi cosa deve succedere oggi secondo te, tu che sei tra quelli che l'ha pensato? In che modo poi ci possono essere utili i nostri amici catalani? Prego. Accendi, Gavi, accendi dopo questo primo blocco di interventi poi interverranno i nostri amici catalani che sono presidi della facoltà di economia della Catalogna, di Barcellona, Alisenda Palusia, il deputato del governo catalano Uriel Delcan e il presidente Jordi Miró della Confederazione del Comitato di Solidarietà Internazionale, quindi loro spiegano meglio e dettagliatamente quello che è successo. Noi siamo stati 4 esponenti dell'IRS legittimamente eletti, quindi rappresentanti del popolo sardo, come erano gli altri deputati mondiali, rappresentanti internazionali che hanno certificato la correttezza di quello che è avvenuto, la trasparenza del referendum di autodeterminazione che hanno fatto in 166 paesi, coinvolgendo 700.000 persone, poi in aprile saranno coinvolti altri 2,5 milioni, no? Ma era un referendum sull'autodeterminazione. Vogliamo essere indipendenti oppure no dallo Stato spagnolo? Questa era la domanda. Ed è nato casualmente per una intuizione genuina di un sindaco e di alcuni suoi collaboratori. Hanno preso come campione un paese, Orange de Munt, dove hanno partecipato il 60% delle persone con un 94% disponibili alla scelta indipendentista. E ha sorpreso il fatto come nell'arco di 3 mesi questa cosa è stata dilagata. Si doveva arrivare a 166 paesi coinvolti, 700.000 persone. Cioè c'era qualcosa di latente che il corpo politico ancora non ha percepito, ma che la nazione era matura a fare un passo in questi temi. Non era percepito, gli è esploso in mano. Può vedersi che Sardegna abbia un potenziale di questo tipo, ma suppongo anche che non c'è ancora una presa di coscienza nazionale, una maturità di base che non potrà permettere di fare un referendum di autodeterminazione, se no non siamo raccontati a valle. Ma prima ancora di questo vogliamo decidere se la nazione, il popolo sardo, desidera affermare questo. Prima di fare un referendum sul genere. Ma questa assemblea lo dimostra, che è semplicemente 5 anni fa, 3 anni fa, 2 anni fa, è impossibile parlare esplicitamente di indipendenza, di nazione, di popolo. È evidente che c'è stata una maturazione in cui Kimbannoso, tutto il lavoro che si è fatto, no? Ha dato i suoi frutti. E ora non abbiamo, se facciamo questa assemblea e chi tutto percepi la necessità di farla
e chi lo tualeri almeno questi gruppi politici che noi siamo invitati, che renare che vada più una elevazione di coscienza, che renare che essa difende dalla base, dalle organizzazioni della società civile, che una cosa che mi stava molto importante e determinante è stata la società civile che si mobila al di fuori dei partiti in Catalogna. Cosa è stata questa cosa? La preziosità di scatenare un dibattito sulla nazione e sull'indipendenza, i testi, che non vengono coinvolti i vertici delle organizzazioni. No, è essa gente che si vuole da fare dare. Associazioni culturali, intellettuali, sportive, artistiche, tutto. Questa penetrazione in orizzontale. Quello che manca è esse dibattito, discussione, a parte le scelte pragmatiche che diceva il Presidente Solo. Ma cosa sono sempre presenti, cosa la si giura innanzi, sempre e comunque. Ma se l'esigenza delle OE manca una risposta politica, sia all'accerchiamento che potrebbe arrivare dall'altra nazione dominante, no? Ma soprattutto una soluzione che sia soddisfacente a noi, intimamente, personalmente, che non garrigle, una visione generale che sia il tessuto connettivo che unisca i componenti di questa nazione. Innescare questo processo è fondamentale. Se prima non se ne fa idea che vanno a fare, come oltre che parlare i partiti organizzati, che deve fare dare la nazione intera. Cosa è l'elevazione? Se non tiene uno strumento verso una presa di coscienza nazionale, è semplicemente una fase di passaggio. Ma se noi pensiamo di fare un referendum di autodeterminazione verso l'indipendenza, è perso, in partenza. Non bisogna un numero, non bisogna coscienza. Da noi dobbiamo fare un percorso. E se l'indipendenza è lontana, che poi non so quanto, queste decisioni ogni tanto fa che bello regalo di accelerazione. Nell'arco di 10 anni 14 nazioni sono nate all'interno dell'Europa. E apro una parentesi, che la situazione europea e internazionale è molto favorevole verso di noi. Gli indipendentisti governano in Scozia. Se hanno bene le votazioni di aprile, nel 2010 si farà democraticamente e pacificamente un referendum di autodeterminazione in Scozia, che sia una nazione riconosciuta con un suo Parlamento all'interno della Gran Bretagna. La Catalogna si prepara a questo evento. Così la Catalogna fa un referendum dove partecipano il 51% dei suoi esprimidi e uno Stato, e sono pronti. Kosovo, Timor-Est e altri la riconoscono e volendo alla ONU. E oggi ci sono parlamentari che grazie vogliono essere capi di Stato, l'1 in 9, dove la Sardegna è ovviamente necessario interloquire sulla delocalizzazione. I Paesi Baschi, mi è arrivato un documento politico di 4 pagine in UE, abbiamo deposto definitivamente le armi e ci avvieremo verso un referendum di autodeterminazione. In Europa esiste delle uscite, Sardinia è in Europa e siamo un tantino indietro, o probabilmente, secondo come si evolve questa cosa, anche avanti. E tanto, noi dobbiamo tranquillizzare, hai questo anno l'indipendentismo si è sdoganato, e se non violento, e se democratico, e se trasparente, come eravamo noi, se è includente, è contaminante. Un passaggio graduale, tranquillizzante. Noi non vogliamo la rottura con lo Stato, no, vogliamo tranquilli. Non vogliamo manco la rottura con la Costituzione italiana. L'articolo 114 e 115 non è necessario a lui cambiare. No. La Costituzione italiana è la politica, grande Costituzione in termini generali, a parte del più gusto che mi narro da unica e indivisibile. Non so di accordo. Ma i principi fondanti